Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, previsione di Milan-Atalanta, vai raga. Oggi fa l'esordio Rami, madonna, un acquisto devastante, vinceremo il tricolore con Rami sicuramente. Contro il Sassuolo sarà Onda, quindi ragazzi veramente il Milan è pronto a tornare ai vertici del calcio mondiale con 2 acquisti sensazionali. Scusate la mia ironia ragazzi, ma mi sono rotto i coglioni, cioè. Nel senso, per carità, meglio loro due che nessuno, però cioè, mi mancano i veri acquisti del Milan, sinceramente. Per esempio un bel giovane D'Ambrosio, no, dobbiamo prenderlo a parametro zero il prossimo anno. Non possiamo prenderlo, magari se ce lo incula qualche altra squadra. No, prendiamolo subito, no, non si può, non possiamo spendere 1 milione di euro, tiro c'è il fuorigioco, che bello. Poi anche Nainggolan sarebbe un buon acquisto, è chiaro che nessuno di questi è un fuoriclasse, però no, compriamo Rami, fenomeno del calcio, va bene dai, non commentiamo oltre, Balotelli fuori gioco. Abbiamo perso anche il derby, guarda, veramente, cioè non ho parole. Adesso il prossimo anno arriverà Cesar probabilmente, giocatore fenomenale, ma come allenatore cosa ha fatto? Cioè siamo veramente un rischio, perché può fare merdone essere un grande, come fallire, non è che possiamo permetterci altri anni di merda, vabbè, non ho più voglia di commentare il Milan perché è incommentabile. Vai. Concentration please. De Sciglio. Super Mario Balotelli. Ah, fanculo Balotelli. Brivio. Cigarini. Sarebbe bello però perdere con l'Atalanta. De Sciglio. De Jong, King Kong De Jong, Rami, eccolo qua, il nuovo Baresi, fioi. Mamma mia. Rami. Certo che veramente la coppia Rami-Ramos sarebbe bellissima, ragazzi. Con Alberos, il trio delle meraviglie. Attenzione del grosso. Constant, il bel Constant recupera per Bonera. Il Beckenbauer del Milan, Montolivo. Poli. Kakà. Pazzini, il pazzo che è rientrato, una delle poche belle notizie, il pazzo. Poli. Recupera Poli, Polian, vaffanculo. Dennis, German Dennis, il piccolo German. Pazzini. Kakà. Ricardino Kakà, vai Ricky. Calcio d'angolo. No, no, ma dai. Andate a cagare. Guarda sempre una rivalità molto accesa tra Milan e Atalanta, perché il Milan è gemellato con il Brescia e quindi Brescia e Atalanta si odiano. Ricky, ma dopo perde palla, niente da fare. Sto Milan mi fa da cagare anche nel gioco, Dio santo, ma possibile, porca puttana, che non possiamo tornare come una volta, che poi non sono 100 anni fa, insomma, c'è l'ultima Champions 2007, l'ultimo scudetto 2011, che cazzo, cioè veramente, ma perché devo vomitare così nel vedere ste merde di giocatori, mamma mia. In verità non pretendo di tornare il Milan di Capello, Sacchio, Ancelottiano, ma almeno il Milan di Allegri, insomma, quello di Ibra e Thiago Silva. Non era un Milan incredibile, però almeno abbiamo fatto un primo e secondo posto, cazzo, cacà. Balotelli. Ma che Balotelli? Secondo me, ragazzi, il Bale è sopravvalutato, cioè. Cacà. Di testa fuori. E finisce il primo tempo, ragazzi, neanche nel videogioco riusciamo a vincere. Marietto, dai Marietto, vaffanculo Balotelli, vaffanculo te, giù delle tue zoccole. Dennis. Fine primo tempo a San Siro 0-0, i tifosi fischiano, merda, la. Vabbè. Balotelli. El Balo.
Bravo Poli. Vai Montolivo, dai cazzo, un merdoso di gol. Montolivo. King Kong De Jong. Pazzini. Vaffanculo tutti, ma vaffanculo tutti. Ma basta Milan, un cazzo di gol. Se non si siete sono un milanista un po' incazzato, ragazzi. Anche perché il derby è la goccia che farà traboccare il vaso. Cioè non puoi perdere anche il derby. Cioè, non c'è cuore, non c'è niente in questa squadra. Cioè vaffanculo. Carmona, Carmona, Carmona. Bonera. Montolivo. Cacà. Riccardino. Attenzione Pazzini, il pazzo, ma vai in quella tabare! Ma basta, ma basta. Neanche a giro, ormai che era un gol sicuro non si segna più, vabbè. Montolivo. Sentite i fischi ragazzi per questo Milan che non riesce a vincere neanche in casa con l'Atalanta. Ma d'altronde l'Atalanta è l'Atalanta. C'è poco da fare, la squadra più titolata della Lombardia, fioi. Oh, vai Marietto, almeno questo ti prego, questo almeno gol. Neanche questo, ormai viene da ridere, cioè. De Jong, ormai è veramente un periodo con FIFA che non ne va una, eh. Attenzione Poli, il Milan sta dominando. Poli! Dio Cristo, basta! Che do coglioni! Bello, questa è la giocata della vita. Bonera. Niente, altra previsione 0-0. Qua ormai le previsioni, anche le previsioni sono 0-0, cioè. Tiro! Tira! No, Fiono che credo, Fiono che credo. Non ci credo. Montolivo. Tira! E c'è il gol! Che gol, ragazzi! È uno gol del Baro all'80°. Che gol in tuffo di testa. Don Not Parol. Classica partita da Don Not Parol in inglese puro. It's incredible. 1-0. Dai che forse il Milan riesce a vincere una partita. Dai che forse è il miracolo italiano. Attenzione. Vai Ricky. Volevo fare il pallonetto invece non la prende bene. Ma perché? La. Attenzione. Merdas. Uno di recupero, evviva. No, occhio, no, vi prego, non stiamo pareggiando a questa. Che ormai gli 1-1 sono un risultato favorevole del Comenda, cazzo, quella in Bundesgol. No! Attenzione, finita 1-0 ragazzi nella partita reale, prevedo, non lo so, un 102-0 per l'Atalanta. No, beh, penso che questa forse la vinciamo questa. Ma forse, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.